agenti della squadra volante della questione di Trieste hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino colombiano multato inoltre per ubriachezza. L'uomo stava litigando nella zona di via Carducci con un giovane cubano e aveva preso le difese di una coetanea sua connazionale. Sul posto sono arrivati i poliziotti che hanno identificato i tre, hanno cercato di ricostruire la dinamica dell'episodio. Il cittadino colombiano ha continuato nell'atteggiamento aggressivo verso i poliziotti, spingendone uno violentemente, per cui è stato denunciato. Io continuerò a leggere queste cose, fa bene, Fanno bene a spingere i poliziotti carabinieri, la guardia di fanno bene, Cioè, finché in questo paese c'è il via libera per queste persone e la non possibilità di chi indossa la divisa di reagire in modo fermo, come accade in Colombia, la sparano. Non puoi neanche alzare il dito che ti sparano. Come accade in qualsiasi altro paese, Austria, Svizzera, la Germania non ne parliamo, Francia, Inghilterra, solo in Italia possono fare il cavolo che vogliono. Potete metterci anche 2 Z e una O finale, che tanto non cambia nulla e non me ne può fregare di nulla. Questo è il paese dei burattini, questo è il paese dei democratici che cambiano versione a seconda se sono presidenti di provincia, sindaci o presidenti del Consiglio, se ne fottono delle forze dell'ordine. Io mi chiedo come mai invece della marcia degli onorevoli senatori prima o dopo non ci sia una vera marcia con la messa, diciamo, in mora della democrazia falsa e retorica e finalmente l'apertura verso una stagione dove si faccia pulizia in tutti gli interstizi, dico in tutti gli interstizi. Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Sicurezza Friuli Venezia Giulia. Mi sono lasciato un attimino trasportare, caro Padrone, però insomma, mi sono un attimino anche stancato, no? Di vedere le forze dell'ordine, quelle preposte all'ordine, vilipese, prese per i fondelli, andare all'ospedale con prognosi, perché arrivano da tutte le parti e con gli autoctoni e decidono loro insomma chi deve avere il coltello dalla parte del manico. Ma voi che siete sindacati, riuscite a cambiare le cose o dovete però arrendervi e vi rimane solamente il distintivo? No, non è che no, purtroppo, guardi, noi abbiamo iniziato l'8 di luglio una lotta col Dipartimento, proprio una rottura, chiamiamolo così. Abbiamo fatto una prima manifestazione a Milano, non sarà la prima, proprio perché tra tutte le cose che mancano in questa organizzazione, in questa istituzione, che raffiora il occhiello dell'Italia come l'esercito italiano, e come tante altre forze di polizia, bene, noi oggi denunciamo il fatto che non abbiamo un protocollo di intervento. Ecco perché tante volte ci troviamo davanti al magistrato perché veniamo accusati di usare troppa violenza su persone che l'hanno usata nella stessa maniera contro di noi. Cioè non siamo più liberi. Lei diceva bene, in Europa questo non accade, ma basta andare, lei ha parlato di paesi qua, basta andare in Croazia, io lo dicevo tempo fa a chi mi segue, bene, su una manifestazione noi siamo obbligati, come oggi, a chiamare reparti da fuori, spese che pagano i cittadini per una manifestazione che deve avvenire per gli islamici, noi della polizia non possiamo manifestare. Taglio e chiudo subito il discorso, ma questi per avere l'ordine pubblico, per garantire l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e anche comunque la democrazia di far manifestare queste persone, abbiamo dovuto chiamare gente da fuori. Bene, in Croazia ai concerti 2, 3 massimo poliziotti. Cosa significa questo? Che oggi non facciamo più paura neanche col numero, direttore, perché lì succede che ti menano. No, le spiego io, perché questo se solo qualcuno alza l'orecchio, quei 3 poliziotti chiamano gli altri e quando arrivano non guardano in faccia nessuno, minorenni, donne, giovani, Quando una giovine va ad un corteo e lancia le salsate,
È inutile che poi si arrabbiano se questa giovane viene colpita con il manganello in mezzo alla testa. Direttore, le pare corretto e giusto che il personale delle forze dell'ordine abbiano dovuto sperimentare in questi giorni, iniziata la sperimentazione del 4 luglio, l'avevo detto quella volta, di 160 telecamere sui caschi della polizia, perché dobbiamo poi giustificare il nostro operato? Ma io veramente non ho parole, solo in Italia, e siamo abbandonati come forze di polizia, siamo abbandonati, perché anche adesso marciano al Colle e noi prima o poi dovremo marciare anche noi al Colle come forze di polizia, perché siamo abbandonati da tutti. Grazie Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Sicurezza in Friuli Venezia Giulia.